Eder, Mech, Pallister. Il 14 dicembre mattina, a un certo punto Sebastiano spegne per circa 3 ore il suo telefono. Potrebbe aver preso Liliana e averla accompagnata dolcemente fuori paese. Chi c'è fuori paese, fuori Trieste quella mattina? C'è il figlio. Il fatto che il figlio di Sebastiano sia fuori Trieste quella mattina non ci garantisce che non abbia incontrato in qualche momento il padre. Dopodiché Sebastiano evidentemente torna a Trieste e deve costruirsi un alibi. E cosa fa? Stabilisce una serie di record a bordo della sua bicicletta, tutto ripreso dalla sua appena comprata GoPro. Ma in realtà, secondo molti, la GoPro serviva a dimostrare semplicemente che lui fosse in quel punto, a quell'ora, mentre invece è risaputo, è stato provato dai tecnici, non da me, che la GoPro può essere manipolata finché si vuole, per cui metti dentro l'orario che vuoi e lui, per far vedere che l'ora era quella, è chiaro che in mezzo a Piazza della Borsa e a Piazza Unità ha dovuto alzare la bicicletta perché la GoPro leggesse il campanile che era a 20 metri. Cioè, a che pro? Lui, dopo pochi giorni, sbandierava già che lui per quel giorno aveva un alibi perfetto. E a che cavolo serve a uno un alibi perfetto quando la moglie è appena scomparsa da un paio di giorni? Ce n'è chi più ne ha più ne metta di contraddizioni, se vogliamo. La cosa più importante, in 2 parole che dico, per conto mio, la prova regina che Sebastiano sa cosa è successo a Liliana e chi l'ha portata là è il cordino che viene da casa sua. Sergio e Tabulati ci hanno detto molto delle strane operazioni che avvengono sui telefoni intestati a Visentini e a Liliana in quei giorni. Effettivamente io ho proprio il tabulato con me e da questo ho visto che appunto quello che ha raccontato Sebastiano non torna. La prima cosa appunto si vede proprio il buco delle 3 ore del suo telefono spento. Poi quello che io vedo, anche tutte le altre telefonate che sono state fatte dal telefono di Liliana verso Claudio passano attraverso, non so se si può definire un'applicazione o un sistema che si chiama VoIP, mentre quelle che fa Claudio a Liliana no. Tutte le telefonate che ha fatto Liliana a Claudio passano attraverso un sistema definito VoIP. Non so bene ancora a cosa serve, questo lo spiegheranno appunto i nostri consulenti. Mentre le telefonate che fa Sebastiano e Claudio a Liliana no. Penso che le telefonate che faceva mia sorella erano intercettate e ascoltate da Sebastiano. Adesso devo vedere cosa diranno i consulenti. Io ho solo rilevato questo dai tabulati e deve essere spiegato. Io non sono tecnico, non sono un perito informatico, non so, questa è una mia impressione. Come mai mi sembra strano? Ci sono degli accertamenti in corso, no? In questi ultimi mesi, insomma, si sta facendo l'accertamento sul telefonino di Liliana, quindi sono delle informazioni e delle deduzioni che fa Sergio, ma attualmente non abbiamo dei riscontri. Invece, tornando al discorso che facevate prima del buco, insomma, di orario, che va dalle 9:12 alle 12:13, è un elemento che noi abbiamo portato all'attenzione degli inquirenti, chiedendo di fare effettivamente altre verifiche, perché vorremmo conoscere le abitudini di Sebastiano rispetto ai giorni precedenti, se era mai capitato, era mai successo che ci fosse questo vuoto, perché per noi è molto molto importante. Poi lui dice di essere stato in questo laboratorio e non prenderà il telefono, quindi i nostri consulenti ci dicono che il telefono è stato o spento oppure è stato disattivato oppure in modalità aereo, cosa strana perché ripeto probabilmente è una delle pochissime volte che accade, anche perché poi nello stesso pomeriggio Sebastiano torna nel laboratorio e guarda caso il telefono prende, anche se ci sta per mezz'ora, quindi sono degli accertamenti che stiamo svolgendo. Sergio, sei sicuro che VoIP significhi quello? Perché in realtà può avere 1000 accezioni. Era pesante anche come affermazione, però appunto è scritta sui tabulati, non è che io mi invento, io solo vorrei appunto che venisse spiegato bene. In più devo dire che il giorno 15 sia il telefono di Sebastiano che il telefono di Liliana ricevono una trentina di telefonate senza risposte.
come mai non rispondeva quando la moglie, mia sorella, era praticamente scomparsa dal giorno prima, e lì non risponde né sul suo telefono né su quello di Liliana. Queste telefonate sono anche tutte registrate sui tabulati e c'è anche appunto il corrispettivo intestatario del numero. Telefoni lasciati a casa, telefoni che a volte rispondono da soli, telefoni che a volte deviano su altri numeri. Ma che succede davvero a casa di Sebastiano quella mattina? Di sicuro quella telefonata alle 14.56 era Sebastiano a rispondere. Cosa invece che ci risulta strana è che in questa telefonata di Claudio Sebastiano dirà che sente Assimare, però visto che si presenterà la sera dai carabinieri, insomma, per fare la denuncia, omette proprio questo dato. Un po' questo ci fa pensare, perché lui dice: io sono preoccupato dell'allontanamento di mia moglie, però non fa cenno a questa telefonata. Sarebbe stato importante innanzitutto portare subito i telefonini in caserma, e questo un pochino ci dà da pensare. Si deve avere compassione di questo di Sebastiano e di me e la mia famiglia. Non si deve avere compassione. Ma com'è? E di Liliana prima di tutto. Ma com'è? Ma cosa parla questa persona? Io non riesco a capire innanzitutto perché dall'inizio che io ho chiesto a Sebastiano andiamo a cercarla, vediamo, lui dice aspettiamo. Avete anche voi presentato il servizio con aspettiamo. Ma aspettiamo cosa? Io sono 3 anni che aspetto e non ho detto ancora niente. Ha solo che denigrato la mia famiglia, i miei parenti, gli amici e tutto il resto, e non ha mai detto niente. Inutile che dica non è indagato, è logico, non è indagato. Ma neanche noi lo siamo. Neanche noi lo siamo, e vorremmo vedere che facessero appunto, come ha chiesto il giudice, le indagini preliminari, e le indagini su tutti i punti, e dopo potremo appunto parlarne, ma non la compassione. Ma come si permette? Ma come si permette? Non è morta di malattia. Stanno indagando per omicidio e occultamento di cadavere. Come si può avere compassione per una cosa del genere? Io ho rabbia, non ho compassione. Però il grande, unico e ripetibile Sebastiano non è indagato. Neanche noi non siamo indagati. Però lui ci butta addosso tutto quello che noi diciamo. Lui lo rimescola e dice altre falsità. A me ha detto che era tornato a casa alle 10:30. Perché io dovrei andare a dire dal primo giorno la sua versione di quello che è successo a casa mia? Cosa mi viene? Perché lui dice che io lo odio. Allora, se io lo odio così tanto, perché è venuto a fare il Natale a casa mia? Perché mi ha invitato a cena a casa sua? Perché è venuto a fare i servizi fotografici alla mia famiglia e addirittura al battesimo di mio nipote? Se lui è convinto che io o la famiglia lo odiava così tanto, che si metta il cervello, il collegamento con la bocca, perché qua sta tirando fuori cose che nessuno di noi ha mai detto. Anzi, se mi permette, io vorrei dire una cosa. C'è il suo amico Castellano, è scritto su YouTube, perciò non è un segreto di Stato. Faccio nome e cognome. Lui sta denigrando Liliana dall'inizio, dicendo che è coinvolta in loschi affari. Allora io chiedo a Sebastiano, perché lui dice che siamo stati noi a denigrare Liliana, e questo personaggio qua che cosa sta facendo? E poi un'altra cosa, se Liliana era coinvolta in affari loschi, come dice questa persona, vuol dire che c'entra anche Sebastiano, perché lui ha detto eravamo in simbiosi, eravamo lupi solitari, eravamo sempre insieme. Io starei attenta a non andare troppo in giro, ma un consiglio che do a Sebastiano. Noi non abbiamo mai offeso, noi verso Sebastiano abbiamo sempre detto, e io non l'ho mai detto che era un assassino, anzi io sono stata la prima, quando sono arrivati i primi giornalisti a casa mia, a dire potrebbe essere successo un incidente. Io ho sempre detto che lui a casa mia si è sempre comportato bene. Quello che a noi non ci comoda e non c'è mai andato è il fatto di come lui ha gestito la scomparsa di Liliana, perché uno che ha la moglie scomparsa non può andare in sauna, a mangiare fuori, a lavare l'auto, a fare le passeggiate
in riva al mare. Ad aiutare gli amici a fare traslochi. La gente ci dice a noi che cosa abbiamo fatto. E lui come marito che cosa ha fatto? Niente. Ha fatto una finta Niente. fiacolata, portando una misera piantina di stella di Natale morta. È stato lì 2 secondi col suo amico Covalero e poi ha detto: ah, non ho tempo, devo andare a fare un servizio fotografico. Ma ci dica, Sebastiano, da dove ha preso tutti quei soldi che sono stati trovati in casa? La nuova autopsia parla di nuove fratture e lesioni. Secondo i medici legali è una lesione, è una frattura che è perimortale, cioè quindi si verifica nell'immediatezza, nei momenti precedenti al decesso. Questo dato ci fa dire che innanzitutto era impossibile per una persona con quel tipo di frattura soltanto alzare una busta e mettersi la busta, ma poi camminare e tutt'altro. Ma ritornando al discorso di come è stata ritrovata Liliana, ricordo a tutti, ed io ero presente il giorno in cui abbiamo rivisto insieme alla Medicina Legale di Milano i vestiti di Liliana. I vestiti erano pulitissimi e siccome si parla di questa caduta Liliana è caduta in un bosco dove aveva piovuto, dove quindi c'erano delle foglie, c'era del terriccio, i vestiti sono pulitissimi. Quindi, ripeto, tutto quello che è stato poi ritrovato, secondo noi, l'abbiamo sempre detto e lo diremo ancora, ma perché abbiamo degli elementi comunque che ci fanno arrivare a queste affermazioni. Liliana è stata ritrovata in quel modo, ma non è altro che uno staging, cioè anche quel cordino che penzolava, gli dicono gli inquirenti, ornamentale, cioè che non è servito alla morte. E poi tutte queste lesioni ancora si vuole far credere che Liliana sia caduta, ma veramente si vuole parlare di ciò? Io credo che Liliana sia stata aggredita, ma ce lo dicono tutte le lesioni che sono state rinvenute e che probabilmente nei prossimi giorni ne arriveranno anche altre. Ci auguriamo, perché gli accertamenti che non sono stati fatti all'epoca, quando è stata fatta la prima autopsia, si stanno facendo ora. Ci stanno dando delle informazioni che confermano la nostra ricostruzione. Io non è che accuso Sebastiano di essere lui l'assassino di mia sorella. Io ribadisco che lui abbia responsabilità. Non mi ha mai aiutato nella ricerca della verità, di niente. E un'altra cosa voglio ribadire, che nell'ultima trasmissione nella quale ho presenziato, lui ha quasi minacciato la dottoressa Marano, che è una mia consulente, dicendole stai zitta, non devi dire delle cose proprio in trasmissione. Ma si rende conto? Sto qua, anche minaccia le persone in trasmissione. Allora cosa devo fare io? Dargli un premio? Posso dire io vorrei una solo cosa? che la gente, appunto, che abbia la dignità di liberare la coscienza. Chi sa qualcosa, questo è il momento appunto che parli, non che stia zitta e abbia paura. Quando uno dice la verità non sbaglia. Mi sto chiedendo perché in questi giorni Sebastiano sta dicendo che lui non ha mai parlato di alibi perfetto, quando lo ha fatto dai primissimi giorni, ancora durante la scomparsa, se non sbaglio. Basta andare a vedere le interviste. E poi se guardiamo tra le righe lui dice: perché mi hai fatto questo, tu sei lassù e qui vicino, perché chissà quanto hai pianto, eccetera, eccetera. In tutte le interviste c'è qualche frase che ci porta ad avere, come posso dire, delle incongruenze. Dubbi. Perché lui la frittata la gira sempre. Lui ha fatto il giro delle case per sapere cosa sapevamo noi, che cosa raccontavamo, pensavamo. che cosa parlavamo con Liliana. A me dice: è tutto nei cellulari di Liliana. E adesso che è venuto fuori le telefonate con Claudio e tutto il resto, non gli va più bene. Quando lui mi parla delle telecamere della scuola di polizia, ne nomina 5. Io non credo che nessun altro del Rione sa che ci sono 5 telecamere. Quando lui dice: la macchina è stata filmata in città, sì, in divieto di sosta davanti ai cosi dell'immondizia, ma non si vede chi sale, non si vede chi scende. Non si vede mai lui. Lui non lo si vede mai fare 2 passi a piedi, perché le pescherie dove lui andava non è che hanno sempre la porta davanti a dove lasci l'auto, farai 4 passi a piedi. Com'è che Liliana non la si vede in città, da nessuna parte? Perché si arrabbia quando noi
non sapendo cosa fare, perché noi eravamo scioccati. Quando io leggo il messaggio suo e di una sua amica il giorno 16 che scrivono aiutateci a cercare Liliana e dopo neanche 10 minuti il messaggio sparisce e noi vogliamo chiamare, cerchiamo, non sappiamo cosa fare. Chi può sapere cosa fare in queste situazioni? Sergio chiama chi l'ha visto perché era la cosa più naturale, più semplice da poter fare. Poi nei mesi i giornalisti sono venuti loro a cercarci e noi per questo ringraziamo tutti e tutte le trasmissioni, perché noi abbiamo sempre detto dal primo giorno Liliana non può essersi suicidata e noi avevamo bisogno che qualcuno lo capisse insieme a noi che questo era impossibile. Ma il circo mediatico, sbugiardando tutti, anche addirittura la procura, io questo non ho detto, io questo non ho fatto, saranno loro, faranno loro. Ma come puoi vedere il video di come è stata trovata tua moglie e non arrabbiarti, non cercare di capire perché l'hanno maneggiata in quel modo? E poi io mi chiedo, chi ha parlato dell'orologio rosa? Liliana si vestiva sempre in pandan, aveva anche un orologio grigio. Quella mattina poteva benissimo metterlo, perché aveva il giubbotto grigio e i pantaloni grigi. Lei non usciva senza la fede, senza la catenina della mamma. No, non era possibile. Com'è che non abbiamo trovato niente? Perché ci dà a noi dei ladri quando mia figlia per sbaglio apre il cassetto e trova tutto l'oro di Liliana là dentro e poi va in TV a dire che noi gliel'abbiamo rubato per vendercelo? Perché va a dire in giro che Liliana aiutava Sergio perché Sergio era un poco di buono, perché Sergio non lavorava? Sergio è andato in pensione dal lavoro. Chiediamo a suo figlio, quando ha ricevuto i 27.000 euro da suo padre, che cosa ne ha fatto. Perché Sebastiano dice, se sapevo non glieli davo perché è andato fallito. E poi un'altra cosa, lui vuole fare famiglia con noi. Perché non ha fatto famiglia con la sua famiglia? Dov'è? Pier Giorgio, suo figlio, ha vissuto con Liliana e Sebastiano un periodo. 6 mesi. Perché non ci viene a raccontare com'era la vita quotidiana con loro tre insieme? Perché non c'è la sua sorella che viene a difendere Sebastiano, visto che noi gli diamo tutti quanti addosso mezza Italia e mezzo mondo uguali? Perché non parlano con la sua ex moglie? Insomma, ci sono tante cose che non è che le abbiamo messe in piazza no. Se le ha tirate fuori lui dal cappello, perché se noi non facevamo questo, Liliana era già a cenere, perché lui alle pompe funebri ha chiesto una bara per la cremazione e noi non ne sapevamo nulla. Sebastiano è sempre stato l'uomo dalle verità adattive, esce un elemento e lui costruisce un ricordo che lo giustifichi. Anche in merito alla frattura, T2 dice che è frutto di un incidente che ebbero anni fa. Riguardo a quell'incidente in motocicletta, era uno scooter e casualmente io quel giorno ero dietro loro, ma parliamo di quasi 14 anni fa. Loro sono caduti perché un furgone gli ha praticamente tagliato la strada in partenza da un semaforo e lo scooter è caduto sulla sinistra e ha beccato appunto il piede di Liliana e non aveva niente. Io ero là, mi sono fermato, ho messo la macchina dietro, ho chiamato la polizia, è stata chiamata l'ambulanza, mia sorella è stata portata all'ospedale per i raggi, camminava, era in piedi, tranquilla, ecco mi fa male solo il dito del piede, punto. È stata medicata e dopo è tornata a casa. C'è anche l'assicurazione e c'è il verbale di polizia sul quale io ho posto la mia firma e là appunto vedranno, basta controllare, non c'è nessun problema. È rimasta ferma penso una settimana perché lavorava ancora in quel periodo, adesso non ricordo di preciso. In ogni caso sul verbale di pronto soccorso ci sarà, è tutto repertato e anche l'assicurazione che appunto dopo risarcito il danno, non era una frattura di vertebra,
perché se fosse stata lì non si muoveva. Io Liliana l'ho incontrata a metà ottobre del 2021, un mese prima più o meno, e abbiamo preso un caffè insieme. Lei pensa che lei sarebbe andata a camminare per città, a fare le sue commissioni, pagare le sue bollette se avesse avuto quella frattura? Io l'ho vista camminare tranquilla in piedi, eretta come sempre perché lei è una Una frattura vertebrale toracica, come quella rilevata nella T2, seconda vertebra toracica, può derivare da una serie di cause, tra cui traumi diretti e condizioni patologiche. Una possibilità da considerare è anche quella di un'aggressione fisica, che può comportare un impatto significativo sulla colonna vertebrale. Possibili cause. 1. Trauma diretto, include incidenti automobilistici, cadute o impatti durante attività sportive. 2. Aggressione fisica. Un colpo violento alla schiena o una caduta provocata possono causare fratture vertebrali. 3. Osteoporosi, una condizione che rende le ossa fragili e più suscettibili alle fratture. 4. Malattie ossee, condizioni come il cancro o infezioni che indeboliscono la struttura ossea. 5. Microtraumi ripetuti, attività che causano stress ripetitivo sulla colonna vertebrale, conseguenze e limitazioni nella vita quotidiana. 1. Dolore e disagio. Il sintomo più immediato è il dolore, che può limitare la mobilità e le attività quotidiane. 2. Limitazioni fisiche. La persona potrebbe avere difficoltà a sollevare oggetti pesanti, piegarsi o torcersi. 3. Riduzione della mobilità, difficoltà a camminare o mantenere una postura corretta. 4. Complicazioni neurologiche. In alcuni casi, se la frattura coinvolge il midollo spinale, possono verificarsi sintomi neurologici come debolezza o intorpidimento. 5. Bisogno di trattamento. Potrebbe essere necessario un trattamento medico o chirurgico, fisioterapia e riabilitazione. 6. Impatto psicologico. Il dolore cronico e le limitazioni fisiche possono influire sul benessere psicologico, portando a stress o depressione. Gestione della condizione. Trattamento medico, comprende l'uso di antidolorifici, terapie fisiche, e talvolta interventi chirurgici. Fisioterapia. Aiuta a migliorare la mobilità e la forza muscolare. Modifiche dello stile di vita. Adottare posture corrette, utilizzare supporti per la schiena, e ridurre attività ad alto impatto, considerando l'eventualità di un'aggressione fisica. Potrebbe essere necessaria un'indagine più approfondita per determinare le circostanze esatte della lesione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.